A causa della crisi economica e della maggiore attenzione riservata ai pazienti vulnerabili, quelli oncologici, cardiopatici e disabili, si registra dall'anno scorso un incremento di richieste di prestazioni odontoiatriche che supera il 30%. Da qualche giorno l'unità di odontostomatologia dell'ULSS 10 può contare su un nuovo e qualificato personale volto ad incrementare l'attività grazie ad una convenzione con l'Università di Padova. Questo ci permetterà di aumentare il numero di prestazioni, soprattutto a favore delle persone disabili, bambini, soggetti che vengono curati nei nostri CEOD e soprattutto poi tutte quelle persone che in questo momento vivono una forte difficoltà economica e che quindi non sono in grado di andare dal dentista privato. Il direttore dell'unità ha riassunto l'attività svolta dai suoi collaboratori, 11 specialisti per 168 ore settimanali, inclusa l'attività svolta il sabato mattina per un totale di circa 17.000 prestazioni erogate nel 2014 e ora è previsto un ulteriore salto di qualità. Per alcune prestazioni i tempi sono veramente brevi, per altre sono un po' più lunghi, ma non eccessivamente lunghi. Siamo in media nazionale, ma per certi aspetti siamo ben sotto, nel senso che siamo con delle risposte molto più veloci.